pass nominativo per 1000 fedeli. È questa la modalità scelta dal Patriarcato di Venezia per l'apertura il 13 dicembre della Porta Santa della Basilica di San Marco in occasione del Giubileo. Lo hanno annunciato il vicario episcopale Don Dino Pistolato e il cerimoniere patriarcale di Venezia Morris Pasian. Dei 1000 pass predisposti, 600 saranno riservati ai fedeli delle parrocchie, mentre i restanti verranno suddivisi tra i sacerdoti, le autorità e i rappresentanti delle altre confessioni religiose. All'esterno della basilica la sicurezza sarà garantita dalle forze dell'ordine, secondo il protocollo predisposto per i grandi eventi in piazza San Marco. Hanno infranto la vetrata di un negozio di calzature facendo razzia. A notare l'esito della spaccata al centro Scarpa, all'incrocio di via Circonvallazione con via Verdi a Mestre, è stato un passante. Sul posto si è portata una volante della polizia che ha effettuato tutti i rilievi del caso. I proprietari che hanno prontamente sistemato la vetrina sono stati derubati di numerose confezioni di scarpe, oltre che di tutto il fondo cassa, per un valore totale di circa 20.000 euro. Gli agenti stanno al momento collaborando con il reparto della scientifica per cercare di risalire ai responsabili del colpo. 2 panettoni. A tanto ammonta la merce che 2 anziani sono stati sorpresi a rubare all'esterno del supermercato del centro Le Barche di Mestre. Il furto durante delle operazioni di rifornimento dell'attività, con gli articoli ancora disposti sui bancali e pronti per essere trasferiti tra le corsie. Solo che le loro mosse sono state notate dai dipendenti che hanno bloccato i due, un 85enne e un 82enne. La loro non sembra essere un'azione dettata dalla fame, hanno precedenti specifici. Nell'ultima settimana al supermercato sono spariti diversi dolciumi e questo ha spinto i responsabili a chiamare la polizia. I 2 sono stati denunciati per furto aggravato. Basilica dei Santi Giovanni e Paolo piena sabato mattina per il funerale del veneziano Roberto Paties Montagnier, manager dell'Hotel Bonvecchiato e figlio di Eligio, il proprietario del ristorante Do Forni. Almeno 1500 persone hanno salutato il 43enne morto all'improvviso lunedì scorso. La bara è stata trasportata da alcuni amici e tifosi del gruppo dei Panthers che sostiene la Reyer, mentre tantissimi altri tifosi hanno alzato le sciarpe a braccia aperte quando stava passando la bara, come omaggio all'amico e grande sostenitore della squadra di basket.